Occhio. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda gli appuntamenti con i Blitz. Anche questo per quanto riguarda gli Audi, ecco, dicevo, saluto tutti, lo streaming ogni tanto, come si dice in questi casi, fa degli scherzi, ma è il bello della diretta anche questo. Saluto subito Ugo Falcone, il maestro di Bin, collegati con noi. Vedete un sottofondo particolare, perché ci sarà un importante evento questa domenica nello splendido scenario di Villa Manin a Passariano di Codroico. Allora, dando il buon pomeriggio ai nostri ospiti, passo immediatamente la parola sia a Ugo sia al maestro di Bin per raccontarci cosa accadrà in questa domenica particolare di settembre. Sì, la ringrazio direttore per questa occasione di promuovere un grande evento musicale che avrà luogo a Villa Manin sulla cosiddetta balconata. È l'evento finale della manifestazione nel giardino del Doge. Evento intitolato Saluto al Doge, Arie Eterne, concerto con il pianista e compositore maestro Sebastian Di Bin. Ecco, è un appuntamento organizzato dall'ERPAC, ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, che è un'emanazione della nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale International Committee Romeo and Juliet in Friuli, che presiede. Certo, intanto che Ugo sta parlando c'è il sottofondo della Villa Manin, così tanto per dare ulteriore pubblicità all'evento. Ecco, quello è il luogo esatto dove verrà collocato dal maestro Cerneaz, Lorenzo Cerneaz, il pianoforte sul quale si esibirà in esclusiva il maestro Di Bin. Ecco, approfitto subito di dire che la manifestazione, questo evento, essendo l'evento finale della 2 giorni di sabato 9 e domenica 10 nel giardino del Doge, questo evento finale è rigorosamente gratuito. Anche in caso di maltempo il concerto si svolgerà perché faremo in tempo a trasferire il pianoforte sotto una delle 2 barchesse laterali. Certo. Questo è fondamentale. È fondamentale perché è anche un'occasione per avere un set di canzoni, alcune tra l'altro in anteprima mondiale, ma alle quali poi farà riferimento direttamente il maestro. Questa è un'occasione per gettare la luce sulla importante storia plurisecolare di Villa Manin, facendola intersecare con alcuni aneddoti e piccole notizie storiche sui brani che il maestro Di Bin suonerà al pianoforte, alcuni addirittura arrangiati con partiture e trascrizione appositamente per questo evento. Allora maestro, ci può raccontare, non dica tutto per non svelare i segreti di quello che accadrà poi nel corso del tardo pomeriggio codroipese, ma così insomma ci vuol spiegare, diciamo così, tanto per dare un assaggio ai nostri amici vicini e lontani. Sì, allora intanto buongiorno a tutti. Io il 10 settembre suonerò brani di musica classica, di Beethoven, di Chopin, ma anche mie composizioni, 2 in particolare, I Believe e Piaf, e poi delle mie rivisitazioni che non sono trascrizioni scaricate da internet, ma sono proprio miei lavori, parafrasi e trascrizioni e rivisitazioni su canzoni famose del passato, cantate dalla favolosa voce della Whitney Houston, e le canzoni poi di Michael Jackson e anche dei Queen. Insomma, avrà un repertorio molto vasto da quello che ho capito. Sì, spazierò dalla musica. Per tutti i gusti, insomma. Sì, certo.
Ecco, dicevi, tornando invece a Ugo, Ugo, dicevi insomma anche l'importanza dell'evento non solo musicale, ma ci sarà questo intermezzo da parte tua per quanto riguarda la parte storico-culturale, no? Giustamente l'ambientazione ha quel fascino di suo, no? Come si dice, perché Villamanin ne ha viste di cotte e di crude, tra l'altro proprio Napoleone fu quello che in un certo senso diede il colpo di grazia, no? Al famoso Doge per chiudere la presenza di Venezia dalle nostre parti e imporre un altro tipo di legislazione sul territorio, ma Villamanin comunque ha vissuto anche gli episodi del Risorgimento e delle 2 guerre mondiali. Sì, Villamanin è un simbolo del nostro Friuli, forse ancora non pienamente ancora conosciuta all'estero, e anche questo evento col maestro Di Bin, che ha un curriculum di tutto rispetto e di notorietà internazionale, con premi internazionali, serve anche per attirare l'attenzione su un patrimonio immobiliare che al suo interno conserva anche un patrimonio culturale mobiliare, quindi una raccolta di incisioni, è una pinacoteca. In questo momento abbiamo anche c'è una mostra sul design del maestro Cappucci, cioè è una villa che si presta ad essere valorizzata a 360 gradi. Sembrerà strano come un maestro, tra virgolette, serio come Di Bin possa presentare un repertorio quasi eclettico, ma abbiamo concordato proprio con il sottotitolo, no? Saluto al Doge, Arie Eterne, ecco, in quella sottotitolo o completamento del titolo, che è Arie Eterne, ha voluto selezionare appositamente per l'occasione, oltre ad alcuni brani di propria composizione, uno tra l'altro dedicato a Lucina Savognan, la vera innamorata di Giulietta Romeo, tra l'altro, nobildonna friulana rinascimentale realmente vissuta in Friuli, ecco, che abitava non tanto lontano da Villamanin, ricordiamo, in quel di Aris di Aris Lignano, sì, poi tra Udine, eccetera, Cividale, eccetera. Ecco, il maestro, quindi oltre alle 2 sue composizioni, ha scelto dei classici come Ludwig van Beethoven o Frédéric Chopin per arrivare a Michael Jackson, autore di splendide canzoni, il re del pop contemporaneo, proprio perché la classica, come già aveva sperimentato a suo tempo il maestro Pavarotti, non deve chiudersi in se stessa. Ci sono certamente serate in teatri, in ottime rassegne, in ottimi concerti, ma c'è anche la possibilità di far incrociare le diverse culture musicali. Ecco perché io poi, tra un set e l'altro, così racconterò dei piccoli aneddoti, presenterò dal punto di vista la contestualizzazione storica dei brani. Ecco, come può essere nato magari Earth Song di Michael Jackson o lo studio X di Chopin o di Beethoven. Certamente. Allora non resta, Ugo, giusto l'ho detto, no? Perché noi facciamo questo in promo in un certo senso, un lancio importante per quanto riguarda questa grande serata, tardo pomeriggio serata che si svolgerà, ripetiamo ancora, domenica 10 settembre alle 18, no? Se non ricordo male, non vorrei dire un orario sbagliato. Inizio alle 18:30, ci sarà come sempre il quarto d'ora accademico, come in tutti i grandi eventi, e anche in caso di maltempo si svolgerà sempre a ingresso gratuito sotto le coperture di una delle 2 barchesse laterali, e alla fine, come in tutti i grandi eventi, ci sarà anche un momento conviviale per stare insieme a tutti e parlare di cultura, di progetti e soprattutto di grande musica. Il Friuli, il maestro Di Bin, come tanti altri, è un maestro friulano. Non so se gli vuoi chiedere di dov'è originario. Di dov'è originario, maestro, lei? Plasentis, di Plasentis, sei Furlan. Beh, anche è di Dogna, anche lui, insomma, dai. Sì. Non è tan lontano rispetto alla posizione di Villamanin, no? No, ma sono 20 chilometri. Ecco, quindi... Ma non mi sarà mica che verrà magari qualche sorpresa anche tanto Ugo non capisce quello che parliamo io e lei. Non mi sarà mica che farà qualche sunade col plan Fuart anche per Furlan, qualche sorpresa. No, per Furlan no. No, dopo italiano, insomma.
nome autors così. Che sono insomma in programma. Certo, sono stranieri, insomma. Sì, il concetto è tutto strumentale e comunque lui, essendo friulano, farà un paio di brani di propria composizione. Quindi la rappresentatività friulana è data dai suoi brani che compone, ripeto, per solo piano. Ecco. E allora non resta che garantire, insomma, se non sapete cosa fare, non sapete che alternativa prendere, a chilometro zero Villa Manin si sposa a pieno per questo grande evento musicale da una parte e storico-culturale dall'altra. Io dico anche questo, garantisce Ugo Falcone. E garantisce anche i numerosi, credo una ventina di premi internazionali cui è stato insignito il maestro Di Bin dal Canada, gli Stati Uniti, in Europa. È stato un bambino cosiddetto talento, questo ragazzotto che ormai è un uomo, ma ha bruciato le tappe del talento. Per anni si è parlato di lui anche sui mass media nazionali. Oggi scrive e compone in Friuli proprio per valorizzare la peculiarità friulana da Plasencis, qui in provincia di Udine, però poi per ripartire, perché poi a breve so che dalla Barcolana in poi avrà degli appuntamenti anche a livello internazionale. Sì, poi inizierò anche un trio di 2 miei amici strumentisti con cui suonerò alcuni arrangiamenti sempre di mie composizioni assieme a loro in giro per il Friuli, e poi a Natale altre novità che per ora non vorrei svelare, ma saranno molto belle. Insomma, tanta carne al fuoco, come si dice in questi casi. Sì. Bene, grazie a voi invece per questa disponibilità, e dunque ricordiamo ancora domenica 10 settembre dalle 18:30, anche in caso di dispetti da parte di Giove Pluvio ci sarà questa importante manifestazione, saluto al Doge, arie eterne, all'interno dello splendido scenario della location di Villa Manin, che è uno skyline tutto suo particolare, dove si respira tanta storia, tanta cultura, e poi si respira soprattutto il Friuli. E mi fermo qua. Bene, grazie a voi gentili amici, non resta che ringraziare anche coloro che ci hanno guardato e visionato in questo speciale, non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima con i Blitz friulani. E come si dice nella lontana, non perfida Albione, ma nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Mandi. Di poi.